La manovra passata al Senato e le reazioni in Veneto, categorie economiche e sindacati sul piede di guerra. I pensionati dicono beffati 2 volte, prima dalla Fornero, ora da questo governo, pronta la mobilitazione di piazza. La morte della 27enne istruttrice di Bardolino sulla spiaggia di Cancun in Messico, secondo i media locali si tratterebbe di suicidio, è spunta anche un video. 2 settimane fa l'attentato di Strasburgo, la morte di Antonio Megalizzi, l'europarlamentare trevigiano Remo Sternaggiotto, ospite di 20 e 10, racconta: ho pranzato con lui poche ore prima della tragedia. A Padova torna l'allarme spaccate anche sotto Natale, colpito un ristorante che aveva appena cambiato le vetrine dopo un altro colpo. Gli auguri di Natale del presidente Luca Zaia a tutti i veneti con un occhio al 2019, l'obiettivo principale: vogliamo l'autonomia. Hanno cercato di rovinare la pista di ghiaccio del centro di Vicenza spegnendo i refrigeratori. La polizia locale sta passando al setaccio le immagini delle telecamere a caccia dei vandali. A Rocca Pietore, comune simbolo della devastazione del maltempo sulla montagna veneta, la vigilia di Natale 2018 diventa simbolo della rinascita, il messaggio del sindaco De Bernardini. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, sono le reazioni alla manovra economica votata dal Senato, con i pensionati già pronti a scendere in piazza giovedì contro i provvedimenti voluti dal governo. Scontente anche le categorie economiche, mentre il deputato di Forza Italia Baratto si appella ai colleghi della Lega e dice si ribellino a questa finanziaria. La manovra già passata al Senato scontenta il sindacato su diversi fronti. Eclatante quello delle pensioni, dice il segretario Paolino Barbiero. Non solo non si è superata la legge Fornero, ma si è disposto un ulteriore blocco delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi per 3 anni. Sommando i 3 anni di riduzione degli aumenti, sostanzialmente queste persone, tra la Fornero e questa cosa fatta dal trio Conte, Salvini, Di Maio, ci rimettono mediamente tra gli 80 e i 90 euro al mese. Se questo è il cambiamento, noi pensiamo che sia utile che i pensionati vengano in piazza con noi a protestare, perché altrimenti le loro pensioni tra un paio di anni conteranno sempre meno. Il Codacons Veneto cita 3 gravi errori: l'aumento delle tasse sul volontariato e onlus, la riduzione dei contributi alla stampa minore e un'ulteriore beffa per i risparmiatori danneggiati dal crack delle popolari, che si vedrebbero ristorato al momento solo il 30% dell'importo perso. Tristemente, anche per chi ci aveva creduto, questo è un governo del cambiamento, ma in peggio, chiude il presidente dell'Associazione Consumatori, Franco Conte. Deluse le categorie, sul fronte degli investimenti e degli aiuti alle imprese si è fatto ben poco. Purtroppo la manovra non si distacca dalla filosofia originaria, che è quella dell'assistenzialismo. Noi saremmo stati molto più per le risorse per gli investimenti e soprattutto gli investimenti infrastrutturali, invece queste risorse sono state di molto ridotte e quindi credo che questo non vada bene. In Sicilia sono stati dati 2 miliardi, per carità, probabilmente era giusto darglieli, però per l'autonomia Veneto è stato dato nulla. Allora io capisco che per far finta si danno le competenze, però le competenze senza soldi è un prendere in giro i veneti. Io mi auguro davvero che anche gli amici della Lega si ribellino. Dalla Lega mostrano soddisfazione, ma in pochi parlano in queste ore. A nome del gruppo dei senatori, la trevigiana Sonia Fregolent mette l'accento sul contributo una tantum da 400 milioni di euro per i comuni fino a 20.000 abitanti. Credo che questo possa essere un modo concreto per riscontrare anche le istanze del territorio dei sindaci. Sicuramente si può fare sempre di più e sicuramente meglio, ed è quello che noi auspichiamo a fare. Questo è un primo passo, un passo di attenzione nei confronti dei territori, degli enti locali, credo sia importante. Queste dunque le reazioni e nella manovra avete sentito il Codacons, il presidente del Codacons Veneto Franco Conte, che parla negativamente della questione soprattutto riguardante i risparmiatori traditi. Altre associazioni invece dicono quel 30% è importante ed è un primo passo. Sentiamo allora una reazione diversa a questa manovra da parte di alcune associazioni di risparmiatori.
1,5 miliardi nel fondo indennizzo risparmiatori, accesso allo stesso fondo allargato alle aziende con meno di 10 dipendenti, subito un ristoro del 30%, modalità semplificate di accesso all'indennizzo. Il governo nella legge di bilancio ha accolto le richieste delle associazioni dei risparmiatori traditi dalle banche venete. Questa cifra c'era prima, ora l'hanno messa tutta e questo fa capire la volontà da parte del governo di dare il massimo ai risparmiatori traditi. È un 30% che ci fa ben sperare che noi continueremo a combattere per arrivare al 100%. Ricordo che c'è la priorità per chi ha l'ISEE al di sotto dei 35.000 euro, l'operazione di accesso sarà semplificata, vedremo come fare. Chi vuole informazioni si iscrive all'associazione Zellino Terzo da Onara. Dopo il Senato la legge di bilancio dovrà passare alla Camera, quindi alla firma del Capo dello Stato. Indiscrezioni danno per certa la possibilità di accedere al fondo indennizzo risparmiatori anche ai clienti di Credi Veneto Montagnana e Alta Padovana. Inserite anche le imprese danneggiate che però non abbiano più di 10 dipendenti. Esattamente, sono 25.000 messe in crisi, devastate da questa catastrofe perché si sono indebitate per acquistare azioni. Dare un 30% a queste imprese vuol dire salvarle, perché col 30% si può fare un concordato, si può fare una transazione, quindi questo è eccezionale ed è quello che noi avevamo chiesto fin dall'inizio. Le associazioni esultano per un risultato che sembrava impensabile. Ora hanno da lavorare per fare in modo che i cosiddetti conti dormienti finanzino per davvero, anche per il futuro, il fondo indennizzo risparmiatori. E poi la manovra ha un altro effetto in Veneto, meglio su Venezia, perché c'è il via libera alla ticket per Venezia. Un ticket per entrare in città. Il provvedimento è stato inserito nel maxi emendamento alla legge di bilancio 2019 approvata ieri al Senato e ora dovrà tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma il ticket per Venezia potrebbe diventare presto realtà, rendendo soddisfatto il sindaco Brugnaro che ne parla ormai da tempo. Si tratta di una sorta di tassa di soggiorno, solamente che in questo caso è indirizzata ai turisti pendolari. Mossa ben vista anche dagli albergatori. Noi salutiamo con un assoluto favore questa tipologia di presa d'atto. Quello che a noi interessa è che effettivamente la città di Venezia venga tutelata e garantita sotto un certo profilo. L'Associazione Veneziana Albergatori è assolutamente favorevole a questa tipologia di iniziative, anche perché si tratta della presa d'atto del fatto che il turismo a Venezia si sviluppa e si articola in varie forme, non da ultima un turismo pendolare che ove per pendolare si intende anche essenzialmente non stanziale. Il costo del ticket potrebbe variare dai 2,50 ai 5 euro a seconda dei periodi dell'anno e il pagamento potrebbe avvenire attraverso il biglietto di trasporto con cui i turisti arrivano in laguna, il treno, l'autobus o la nave da crociera. Spetterebbe quindi alle aziende private riscuotere o versare, ad esempio tramite un rincaro del biglietto. Bisogna sempre ricordare una cosa, che fatto 100 il prodotto del turismo, il 70% viene portato avanti e costruito dal 30% di turismo stanziale, quindi di coloro che dormono. Viceversa, il turismo pendolare, sempre fatto 100, il fattore turismo, comporta e porta solo esclusivamente il 30% del fatturato del turismo. Significa che cosa? Che il turismo residenziale porta direttamente ed indirettamente molto di più del turismo pendolare, anche se le spese che la città è chiamata a sostenere sono assolutamente infinitamente superiori. Nelle intenzioni del comune il ticket avrebbe anche la funzione di monitorare l'arrivo dei turisti in giornata e quindi contribuire alla diffusione dei servizi anche da parte di chi non soggiorna in città, ma comunque la visita. Torniamo a parlare dell'altopiano di Asiago. Ricorderete le immagini devastanti dell'altopiano di Asiago nelle giornate,
29 di ottobre, 29 e 30 ottobre, il maltempo e le raffiche di vento che hanno abbattuto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Ebbene, è una scena che in piccolo certamente, ma si è riproposta solo per alcune ore oggi, quando un forte vento ha caratterizzato l'intera giornata sull'altopiano proprio di Asiago. Come sapete è stato diramato uno stato di attenzione per forti raffiche di vento che durerà fino a domani, alle 20 di domani, giornata di Natale per il Veneto. Ebbene, le forti raffiche hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti su alcune strade, anche se al momento non risulterebbero danni a persone o cose. 7 gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago, che sono intervenuti nei vari comuni del comprensorio montano, oltre che nel capoluogo anche a Roana, Rozzo e Foggia, per rimuovere tronchi e rami caduti sulle arterie, che sono state tutte liberate. La forza del vento fortunatamente è notevolmente calata dopo il tramonto e in questi momenti non è in corso alcun intervento, ma ancora una volta si è riproposta questa drammaticità degli alberi che cadono. Torneremo poi a parlare della montagna ferita, ma con un sorriso, e lo vediamo dopo con il messaggio del sindaco di Roccapietore. Adesso invece la pagina della cronaca con il giallo di Cancun e di quella giovane istruttrice di sub di Bardolino, nel Veronese, morta tragicamente. Un giallo anche se i media locali parlano di un suicidio. Per i media messicani potrebbe essere stato un suicidio quello di Anna Ruzzenenti, l'istruttrice di sub di 27 anni, originaria di Bardolino, in provincia di Verona, morta a Playa del Carmen in circostanze al vaglio delle autorità locali. L'emittente televisiva di Cancun ha postato su YouTube il video di quando la giovane, partita 10 giorni fa, era ancora viva, seguita a vista dalle forze dell'ordine del posto. La si nota in spiaggia mentre tenta di raggiungere l'acqua. In 2 del servizio della zona federale marittimo terrestre si avvicinano per fermarla, temendo un nuovo tentativo di suicidio. Perché la ragazza, secondo i media locali, aveva già provato a togliersi la vita annegandosi, venendo salvata e portata in ospedale. Ma a quel gesto non era seguito l'immediato rimpatrio della 27enne, perché la ragazza avrebbe chiesto di vedere per l'ultima volta il mare dei Caraibi. Solo giovedì sarebbe dunque dovuta ripartire, secondo le disposizioni delle autorità locali, ma quella stessa mattina Anna è stata trovata morta sulla spiaggia. La magistratura messicana disporrà ora l'autopsia per accertare le cause della morte. Successivamente a quel passaggio la salma potrà far rientro in patria. Un incendio ha colpito un'abitazione a Lozzo Atestino nel Padovano, costringendo alle cure ospedaliere una ragazza e il padre rimasti intossicati. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme sono state innescate dal malfunzionamento di una stufa a legna, con il fuoco che si è esteso ad alcune suppelletili, facendo scattare l'allarme. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre i 2 feriti sono stati portati per i controlli del caso, come dicevamo, in ospedale. 2 settimane fa la tragedia a Strasburgo, la strage al mercatino di Natale, la morte, fra gli altri anche di Antonio Megalizzi. L'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto, ospite di 20 e 10, rivela: ho pranzato con Antonio poche ore prima della tragedia, e ricorda così il giovane giornalista. Antonio era un entusiasta, era un figlio di quella generazione Erasmus che tanto parliamo, perciò un ragazzo solare. Una chiacchierata prima che i proiettili piombassero sul mercatino di Natale a Strasburgo e il cuore dell'Europa fosse nuovamente squarciato dal sangue del terrorismo. Tra le testimonianze di chi ha vissuto quel giorno di paura e sgomento fra gli europarlamentari veneti c'è anche quella di chi, come Remo Sernagiotto, poche ore prima della tragedia, con Antonio Megalizzi ci aveva parlato, lo aveva conosciuto assieme ai suoi giovani colleghi giornalisti. Quel martedì noi abbiamo votato fino alle 2 di pomeriggio, fino alle 14, poi siamo scesi a mangiare in mensa, era pieno di gente. Io, un mio collega, l'onorevole Salvatore Cicu, e mia moglie riusciamo a trovare 3 posti. E guarda caso mia moglie si siede vicino a Antonio, Salvatore vicino a mia moglie, e io dall'altra parte vicino alla, credo si chiami Rita Stevanato, una delle 2 ragazze. E quando mi sente parlare in Veneto, la ragazza dice: sono anch'io a Veneta, sono della Riviera del Brenta. E abbiamo cominciato, abbiamo parlato, poi Antonio ci raccontarono la loro storia con la radio delle università europee. Abbiamo passato una mezz'ora mangiando insieme, fantastica, questi 3 ragazzi
pieni di vita, era un entusiasta dell'Europa, della vita, per come l'ho conosciuto io quella mezz'ora, anzi mi ha colpito come l'ha stevanato, che diceva ma fantastico questa esperienza. Nessuna parola sulla questione sicurezza, non c'è tempo, forse non c'è voglia. Antonio guarda avanti, con il suo entusiasmo. Poi i lavori all'Europarlamento proseguono, si fa sera e Sernagiotto si reca in un ristorante per una cena di auguri con alcuni colleghi. Istanti nei quali la tragedia si compie ed è il caos. Quando arriviamo lì in questo ristorante arrivano i primi messaggi. Solo il mattino dopo l'europarlamentare trevigiano capisce che quel ragazzo è tra i feriti. 48 ore dopo sarà morto. Un'altra giovane vita spezzata in un'Europa che si riscopre debole. Ma chi in questa Europa ci lavora non vuole vivere nella paura. Noi siamo un popolo libero, il popolo europeo, la costruzione della grande idea di De Gasperi, Schuman, cioè di questa libertà dove 450 milioni di persone si muovono liberamente, perciò noi siamo fragilissimi, però noi siamo cresciuti nella libertà, nel rispetto. Torniamo a Padova adesso perché le spaccate non si fermano nemmeno a Natale. La beffa è stato che dopo parecchi mesi che attendevo, perché la spesa comunque è rilevante, avevo appena cambiato i vetri da lunedì e dopo 5 giorni li hanno rirotti di nuovo. Aveva appena cambiato i vetri rotti da una precedente spaccata avvenuta ad aprile, pochi giorni ed è nuovamente tutto da rifare. Il locale di Luca Tomasicchio in via Vicenza ha ricevuto una nuova visita notturna. Un uomo solo, armato di piede di porco, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre sfonda una porta finestra sul retro. Durante il colpo il ladro si è anche ferito lasciando diverse tracce di sangue. Quello che amareggia è che sapeva con perizia dove andare a cercare le cose dietro al bancone, dove era la cassa, tutto quanto, quindi è una sensazione sgradevole di essere seguiti, insomma. Cosa gli ha rubato? Ha rubato il fondo cassa, che purtroppo era una delle pochissime volte che mi ero dimenticato di toglierlo, e un iPad. A ridosso del centro di Padova, ma appena fuori dalle mura, spaccate a parte il ristorante non ha avuto vita facile. Un anno fa esatto mi avevano rubato anche tutti i tavolini fuori, in orari non sospetti, perché eravamo ancora aperti con le luci del locale accese. Le telecamere hanno immortalato un uomo che con tutta calma si carica in spalla 2 tavolini e 4 sgabelli, facendo spola avanti e indietro. Adesso la sera noi ci chiudiamo sempre dentro, perché qualche mese fa ancora sono entrati proprio nel ristorante, io avevo il telefonino dietro la cassa e sono entrati e hanno rubato il telefonino. Ci vuole più controllo sul territorio, anche perché, voglio dire, Padova non è Milano, ci sono 2 o 3 strade da controllare, bisogna essere tutelati. A Vicenza adesso con i vandali che rovinano la pista del ghiaccio. Ore contate per i buontemponi che nella fredda e nebbiosa notte tra sabato e domenica hanno cercato di danneggiare la pista di ghiaccio aperta durante il periodo natalizio in piazza Biade nel cuore di Vicenza. Spenti i rifrigeratori, la pista domenica mattina era in parte diventata un lago. Immediato l'intervento dei gestori che hanno ripristinato la superficie, tanto che la pista è stata riaperta in un battibaleno per la gioia delle famiglie e non solo. Controlli intensificati, promette l'amministrazione comunale, per evitare che simili eventi si ripetano. Sul fatto è stata aperta un'indagine. La polizia locale sta infatti visionando le immagini registrate dalle telecamere ed è sulle tracce dei responsabili che saranno denunciati. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. 30. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Allora apriamo la pagina dedicata al Natale ormai alle porte e lo facciamo prima di tutto con gli auguri per voi telespettatori e per tutti i veneti del governatore del Veneto, Luca Zaia. Sentiamolo. Faccio di cuore gli auguri a tutte le cittadine e cittadini che siano veramente degli auguri che portino pace, serenità, amore, come si dice di solito durante il Natale, ma che sia un Natale che si possa trascorrere con le persone che si amano, con gli amici, e sia un Natale anche per coloro che magari non godono di perfetta salute, che riporti la salute. E poi ci aspettiamo un grande 2019 che sia l'occasione per realizzare tutti i nostri sogni, uno per tutti, quello dell'autonomia. A questo Veneto, al nostro Veneto, bisogna dare l'autonomia, e quindi auguri a tutti, buon Natale e buon anno. È una vigilia particolare di Natale nel paese che è diventato il simbolo del maltempo che ha colpito la montagna, ovvero Rocca Pietore.
Io volevo cogliere l'occasione di fare gli auguri di Natale e di buone feste a tutti quanti, ricordando che il territorio è ripartito, ricordando che il territorio offre già le stesse offerte turistiche di prima o quasi uguali, gli impianti sono funzionanti, gli alberghi sono aperti. Vigilia di Natale di speranza e di rinascita a Rocca Pietore, comune simbolo della devastazione provocata dall'eccezionale ondata di maltempo di fine ottobre. A quasi 2 mesi dal disastro ai piedi della Marmolada si ricomincia e le vacanze di Natale rappresentano il simbolo della ripartenza, del ritorno alla normalità, con i turisti e le piste aperte. E per il primo cittadino gli auguri di Natale sono l'occasione per ringraziare della grande solidarietà ricevuta. Nella prima emergenza, ai primi giorni, siamo intervenuti con una grinta, credo, notevole per rimettere a posto quello che potevamo. L'abbiamo fatto con i nostri volontari del posto, il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari, l'ambulanza. Poi è arrivata la grande macchina della protezione civile e ha portato qua davvero di tutto e di più in un grandissimo aiuto, e ho conosciuto gente davvero fantastica che lo fanno con una passione enorme. E l'occasione per ringraziare anche i media che, tenendo accesi i riflettori, hanno contribuito a non far dimenticare il dramma della montagna veneta. E ogni volta che loro intervengono su Rocca Pietore io la vedo come una piccola donazione, esattamente come quelle economiche che stanno arrivando in gran numero da parte soprattutto della pianura veneta, un Veneto che si è mosso per la propria montagna e che ringrazio davvero tanto. Molto è stato fatto, molto sarà ancora da fare, a partire dalle decine di migliaia di abeti sradicati dal vento che ancora giacciono sui pendii ora coperti di neve. Che adesso, quando arriveranno i fondi statali e importanti che ci serviranno, sapremo spenderli con la stessa grinta, la stessa voglia di fare bene che abbiamo avuto finora. Quindi questo è davvero un augurio di rinascita, con un buon Natale, buona festa a tutti quanti dal comune di Rocca Pietore. Ciao a tutti. C'è chi trascorrerà le feste in famiglia, chi con i propri cari, chi ha deciso invece di condividere il Natale con le persone che sono sole oppure che non hanno nulla. Siamo a Treviso, a Sant'Angelo, dove i volontari stanno preparando il pranzo di Natale con i senza fissa dimora. Si apparecchiano le tavole, si appendono gli addobbi al capannone della Proloco di Sant'Angelo. Per il 10° anno ci si prepara a festeggiare il 25 dicembre con gli ultimi, perché il Natale dovrebbe essere anche l'occasione per colmare la diversità dei mondi e magari farli mescolare, come succede qui grazie all'opera della Caritas, delle parrocchie, della cooperativa La S e del comune di Treviso. Per il pranzo di Natale a queste tavole siederanno senza fissa dimora, rifugiati, persone sole, ma anche famiglie con bambini, uomini e donne che volendo il pranzo di Natale se lo potrebbero anche permettere, ma hanno invece deciso di condividere questo momento con gli altri. Che diventa un punto di incontro per quasi 180 persone che verranno domani, giorno di Natale, a pranzare qui con noi, senza distinzioni di famiglie, persone sole, persone che non hanno una casa, persone che vivono in dormitorio. E dopo il pranzo ci sarà la tombola e la musica per trascorrere l'intero pomeriggio in compagnia e sentirsi parte di una comunità, invece che soli. Abbiamo ricevuto anche molte telefonate di persone proprio sole che sono a casa e che avrebbero solo voluto il piacere di venire, e stiamo anche organizzando per andare a prenderle, per portarle da qua, anche da fuori comune. Centinaia le persone, i gruppi, i volontari che partecipano all'organizzazione del pranzo solidale, che coinvolge come sempre anche i giovani. È proprio il nostro senso fare servizio e dare una mano dove c'è bisogno, quindi per noi diciamo è la regola, è la normalità fare qualcosa per gli altri. Il tutto grazie alla solidarietà di chi si è impegnato nell'allestimento e di chi, come molte aziende locali, ha donato i propri prodotti per il pranzo. Solo il tempo per ricordarvi, 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, parleremo di Europa nemico o Europa salvezza. Lo faremo con Remo Sernagiotto, europarlamentare di Conservatori e Riformisti, avete visto nell'anticipazione parlare anche del caso della tragedia di Megalizzi, e con Giancarlo Scottà, europarlamentare della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e davvero buon Natale. Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste.
Ben ritrovati al meteo. La giornata di Natale trascorrerà all'insegna di un tempo in genere buono, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e sulle vallate alpine. Non mancheranno ampie schiarite soleggiate altrove. Temperature minime tra -2 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine. Cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree alpine di confine. Temperature minime tra -5 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi circa. Il meteo di Antenna 3 termina qui. A tutti voi i più cari auguri di buone feste. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.